Amici della Lega Scuole Superiori, ben ritrovati dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. La partita che tutti aspettavano già dall'inizio del campionato, il Montini che sfida la grandissima rivale, il Vittorio Veneto, ancora imbattuto, arrivato in finale non perdendo neanche un punto fino ad ora. Chissà che Galizia e compagni non riescano a fare un harakiri in quest'ultima gara e a perdere proprio la finale. Insomma, restate con noi e seguite questo attesissimo match. Il campo della Lega Scuole Superiori giocano per la finale del campionato inferiore Montini contro Vittorio Veneto. Stanno già entrando in campo le squadre, lo stadio è il Giuseppe Meazza in San Siro. La partita è quella più attesa dall'inizio del campionato, Montini contro Vittorio Veneto per la finalissima del trofeo degli istituti. Una partita ricchissima di emozioni da una parte e dall'altra, fra due squadre che hanno dimostrato un grandissimo valore già dalle prime battute del campionato, soprattutto anche nelle semifinali, con una prova di forza di entrambe le compagini, rispettivamente per Montini sul Partizan Cardano, Vittorio Veneto che invece ha battuto il Moreschi, anche se con qualche difficoltà di troppo. Aspettiamoci dunque davvero di tutto, divertiamoci, buon calcio a tutti. Tutto pronto, si attende soltanto il fischio del direttore di gare, poi sarà soltanto calcio, non ci sarà più da discutere, più da parlare. Spadrà il campo, si comincia. Vittorio Veneto in possesso del primo pallone di questa grandissima finale. Cottatelucci, corto da Galizia, è lui l'uomo più atteso di questa stagione. Occhio ancora a Galizia che non riesce a partire, poi Frigoli, attenzione Martinelli, Martinelli contro Poliziotto! Il gol di Martinelli! Subito Montini in vantaggio, 1-0! Martinelli allarga per Frigoli che scivola ma calcia lo stesso, poi Cottatelucci e il tapin di Borsetti, in cielo il Montini, 2-0! Il vantaggio sul Vittorio Veneto, ancora immobile in questi primi 3 minuti di gioco. Martinelli recupera il pallone, poi Borsetti, c'è dentro Martinelli! 3-0 Montini, incredibile dal Giuseppe Meazza, immobile ancora il Vittorio Veneto che sta praticamente regalando la finale al Montini. Occhio perché non c'è nulla, allora Martinelli va via ancora, Martinelli! Mamma mia, Martinelli, 4-0, ancora segna il Montini, poker! Sul pallone, rimessa laterale che sarà in favore del Vittorio Veneto, adesso Lucini, ancora per Alberti, attenzione Alberti in mezzo a due, Bellini, Coppi! Bellini per Galizia, cerca di tenere il pallone Alberti e ci riesce, ancora attaccato da Martinelli, in tre gliela portano via, Martinelli, che numero! Che numero! Che numero di Martinelli, ancora a segno, ancora il Montini, manita sul Vittorio Veneto. Lucini cambia tutto, poi Bellini con la punta per Galizia che fa sfilare il pallone, adesso Lucini 2 contro 1, solo sempre in difesa che non può nulla, comincia qui la remontada del Vittorio Veneto con il gol di Lucini. Lancio per Borsetti che la mette giù con il petto, attaccato, poi Borsetti non va giù, Borsetti ancora, Borsetti! Il gol di Borsetti, straordinario questo Montini! Galizia, Nizzi Griffi, poi ancora Galizia, pallone adesso Alberti che non ci arriva di testa, poi Nizzi Griffi, palla nel 7, ancora Vittorio Veneto che non ci sta a lasciare scoperto il fianco e prova a reagire in qualche modo. Palla in avanti, Galizia prima di Martinelli, attaccato poi ancora da Martinelli in scivolata senza fallo, Galizia tutto da solo, poi serve Nizzi Griffi che non controlla, Alberti! Palla fra le gambe di Coppi, ancora segno il Vittorio Veneto, continua la risalita delle Furie Rosse. Duplice fischio del direttore di gara, finisce qui il primo tempo regolamentare, una partita molto accesa con un grandissimo Montini fino ad ora.
Fischia il direttore di gara, si ricomincia dunque, secondo tempo di Montini Vittorio Veneto, una partita che ha ancora tantissimo da scrivere. Palla in area di rigore, Gallizia lontana, Alberti, poi ancora Beniamino Gallizia, adesso Lucini la mette dentro per Alberti, il tacco di Alberti! 6-4, il primo gol del secondo tempo, arriva dal Vittorio Veneto che continua la risalita e comincia a vedere la luce. Ancora Marco Gallizia, la battuta, si attende soltanto il fischio del direttore di gara che arriva adesso, la rincorsa di Gallizia, palla sotto il 7, 6-5, solo un gol a separare le due squadre, palla ancora nella rete, tutto da giocare ancora. Lucini attaccato da Martinelli che non riesce però a portargli via il pallone, anzi forse sì, poi non c'è nulla ma il pallone arriva a Bellini, Gallizia attaccato adesso da Frigoli, ancora Gallizia la mette dentro, Bellini, Martinelli lo anticipa 2 contro 1, occhio a Frigoli, controlla, calcia, scivolata di Bellini e Polizzotto, straordinario intervento difensivo di Bellini e di Polizzotto. Forsetti avanti per la testa di Martinelli, ancora segna il Montini, 7-5 e con ogni probabilità saranno proprio i biancazzurri a sollevare la coppa. Concede rimessa laterale il Vittorio Veneto, sì. Borsetti ancora in verticale, Frigoli con il tacco per Martinelli che non ci ha creduto, ci crede adesso Nizzi Griffi, però gliela porta via Lucini, ancora Lucini attaccato da Martinelli, va giù Lucini, anzi no, c'è ancora il gol del Montini, 8-5, game over per il Vittorio Veneto, in festa, in estasi il Montini sugli spalti. Calcio di punizione, ancora Gallizia, la battuta, palla sul palo, poi attraversa tutta la porta e termina sul fondo. Occhio ad Alberti che recupera il pallone, poi Gallizia la mette dentro per Alberti, 8-6. Prova comunque a salvare l'orgoglio il Vittorio Veneto che non vuole sicuramente darsi per vinto. Fischia 3 volte il direttore di gara, il Montini sale in cielo e vince il trofeo attesissimo dall'inizio dell'anno. Questa coppa davvero regala grandissime emozioni, prima sconfitta del campionato per un ottimo Vittorio Veneto che ha saputo comunque rialzarsi, ma questo Montini è stato più forte di tutto e di tutti. Complimenti ragazzi da Davide Miani per quest'anno, è davvero tutto, grazie e alla prossima.